Musicale passaggio del testimone dalla storica band dei Pooh ai giovani musicisti dell'Art Voice Academy di Castelfranco, con l'intitolazione dell'aula magna della scuola all'inossidabile gruppo che ha fatto una pagina della storia della musica italiana. Noi venire qui, al di là della gioia e dell'onore di avere un'aula intitolata ai Pooh, credo che con quello che abbiamo detto, con quello che abbiamo raccontato, così, piccole pillole, non dico di saggezza ma di esperienza che abbiamo avuto in 50 anni, credo che ai ragazzi sia arrivata comunque la sensazione di qualcuno che è felice del mestiere che ha scelto, del mestiere nel quale è cresciuto e del mestiere che continua a sognare di fare. Il nostro grande desiderio sarebbe quello di immaginare che la nostra musica potesse vivere al di là di noi, e questo sta avvenendo, no? Questa iniziativa appunto di avere quest'aula a nostro nome. E così i due musicisti hanno conversato con i giovani dell'Accademia e sono stati poi gli ospiti d'onore del concerto di fine anno che ha visto esibirsi in Piazza Duomo gli allievi affiancati dall'orchestra ritmico-sinfonica italiana diretta dal maestro Diego Basso. In scaletta alcuni brani dei Pooh, una giovane generazione di futuri professionisti si è esibita per continuare a raccontare un'incredibile storia lunga 50 anni.